frenino per un po' più corta. Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. In questa parte avremo ospite Alessandro Zamparutti della scuderia Red White, ci parlerà della Cividale Castelmonte. Poi seconda parte con Max Zamparo che illustrerà due fantastici fine settimana con il trofeo KTM Husqvarna Gas Gas e con il campionato Triveneto di Enduro e la Night Race, tutto questo a Bibione. Partiamo prima con le notizie. Brad Freeman conquista il round finale degli assoluti d'Italia di enduro con una doppia vittoria nelle gare organizzate dal Motoclub Fan andate in scena sabato 25 e domenica 26 settembre a Maniago. Ma è l'australiano Will Rappert su TM a trionfare nella classifica finale di campionato. L'inglese Freeman fa sua la gara del sabato con una straordinaria rimonta sul connazionale compagno di squadra Steve Holcomb, mentre domenica detta legge da subito, balzando al comando della gara già delle prime speciali, conquistando il gradino più alto del podio davanti al bergamasco Thomas Soldrati. Terza posizione per il vicentino Andrea Verona, campione del mondo di classe E1. Il sant'Anielese Lorenzo Macorito, autore di una gara da incorniciare, conquista il titolo italiano nella classe 250 due tempi, frutto di 9 vittorie su 9 gare in una straordinaria stagione che lo ha visto trionfare nel mondiale a squadre. L'alfiere del Motoclub Manzano è più che mai lanciato alla conquista del mondiale junior che terminerà a metà ottobre in Francia. Titolo italiano nella categoria yacht per Riccardo Fabris del Motoclub Manzano. Rientro col botto dopo diversi mesi di assenza per il triestino Battig Alessandro, che al sabato si piazza sul secondo gradino del podio nella classe 450. Peccato che il pilota del Motoclub Trieste abbia deciso di ritirarsi dalle competizioni. In classe 125 podio per Vanni Cominotto, il rider di Dignano, fresco vincitore del titolo italiano nel Motorelli, conclude terzo nella gara della domenica. Seconda posizione per Maurizio Micheluz in entrambe le giornate di gara. Il poliziotto di Aviano termina la sua stagione al secondo posto in campionato, dietro a Macoritto in classe 250 due tempi. Erano 160 i piloti presenti nella gara organizzata dal Motoclub Fan, con i migliori specialisti italiani ed una numerosa presenza di piloti stranieri, tra cui i top riders del mondiale enduro. Un percorso di gara di 45 km che oltre a Maniago attraversava i comuni di Fanna, Frisanco, Cavasso Nuovo e Meduno, dove sono state allestite 3 prove speciali cronometrate: l'Extreme Test, l'Enduro Test e la Cross Test, ripetute dai piloti in gara per 4 volte al sabato e 3 la domenica, molto apprezzate da un numeroso pubblico di appassionati e curiosi, stimato in almeno 4.000 persone nelle 2 giornate. Tanti gli apprezzamenti alla gara da parte di appassionati ed addetti ai lavori e grande soddisfazione per i ragazzi del Motoclub Fanna che dopo numerosi mesi di lavoro ora possono riposarsi e sognare in grande per il futuro. Buonasera Alessandro Zamparutti, scuderia Red White. Buonasera a tutti voi. Allora Alessandro, siamo nel vivo della gara, andiamo un po' a commentare quello che è il grande evento. Certo c'è il grande favorito che è Federico Liber, che ha già lasciato il segno, ma ci sono tanti altri protagonisti in una gara che si riconferma soprattutto partendo da un buon numero di iscritti, 193. Sì, esatto, siamo molto contenti del numero di iscritti, anche se a dire il vero ci eravamo fatti un po' ingolosire dalle altre gare che avevano superato quota 200, anche 300, vedi la Monterice, però comunque 193 è un buon iscritto, abbiamo superato il nostro standard di iscrizione. Ovviamente il favorito, ci sono 2 che vanno forte, molto forte, tra i migliori sono Diego De Gasperi e ovviamente Federico Liber, plurivincitore qua a Cividale, nonché prima dell'anno scorso ho siglato il record del tracciato. Poi c'è anche De Gasperi, il pilota trentino, mi sembra terzo nel campionato italiano assoluto lo scorso anno ed è uno che va forte e spesso vola anche con la vettura, perché è successo proprio lo scorso anno che sul dosso non ha controllato bene la sua osella e ha spiccato il volo.
Esatto, sì, ci siamo presi un po' di spavento perché l'abbiamo visto poi nei video, essendo che noi non siamo proprio sul percorso. Però sì, diciamo che tra tutto gli è andato pure bene perché quelle macchine lì, non avendo un fondo bucato ma tutto quanto coperto da una lastra, prendendo aria, decollano. Poi lo ricordiamo, hanno 500-550 cavalli, pesano veramente pochissimo, perciò sono dei prototipi, anche stiamo sull'ordine dei 550-600 kg, perciò per dare un'idea di quanto è la potenza in certi casi può diventare anche pericolosa, ma non l'è stato in questo caso comunque. Sì, per fortuna no, anni fa abbiamo avuto un altro episodio che ha planato ancora di più e per fortuna, grazie a Dio, è atterrato sulla strada perché lì, essendoci il bosco, non si sa mai. Allora diamo le indicazioni, sia sabato che domenica si parte, partenza alle 9. Sì, esatto, partenza alle 9, chiusura delle strade un'ora prima e casse con la biglietteria allestite alle ore 6, dalle ore 6 in poi. Ecco Alessandro, diamo l'informazione, c'è il Green Pass ed è obbligatorio. Esattamente, siamo l'unica gara in Italia a porta aperta, diciamo, l'unica cosa richiesta, come in tutte, diciamo, manifestazioni all'aria aperta, sagre e tutto quanto, c'è la richiesta del Green Pass e ove non si riesce a rispettare la distanza di sicurezza, l'obbligo di mascherina. Ho visto anche un gran bel numero di piloti che arrivano dall'ex Jugoslavia, perciò diversi paesi, dalla Polonia. Si riconferma perciò un crocevia importante in un scenario internazionale come gara alla Cividale Castelmonte. Sì, esatto, abbiamo 25 iscritti dal campionato sloveno per il resto del tutto dell'Est Europa, perché siamo validi anche come FIA CEZ, ossia campionato dell'Europa centrale, oltre che il campionato austriaco, campionato sloveno e trofeo italiano della velocità montagna. E inoltre abbiamo anche la validità per il campionato Friuli Venezia Giulia. Beh, direi che ci sono tante componenti che vanno un po' a creare questo grande puzzle di 193 piloti con anche vetture molto diverse fra di loro. C'è un bel gruzzolo anche per quanto riguarda le storiche, poi ovviamente più corposo il numero dei rappresentanti con le vetture moderne. Sì, diciamo nelle moderne ovviamente sono più numerose, però nelle storiche comunque anche se sono poche ci sono piloti di valore come ad esempio Muradore e Lampelmayer, tutti diciamo quelli che negli anni passati, o ad esempio Bosco, sempre della nostra scuderia, che negli anni passati si sono fatti valere sul tracciato di Cividale. Hai parlato di due nomi, Stefano Bosco, che tra l'altro lo scorso fine settimana si è laureato anche campione italiano nella regolarità enduro d'epoca, perciò ha questo Esatto. dualismo, e non è l'unico, anche Gallagher mi sembra Anche abbia Alberto questo, Callegher, infatti sempre hanno pilota questa della passione montagna. per le due ruote e le quattro ruote. Esattamente, sono entrambi appassionati sia di due ruote che quattro ruote, infatti non per vantarcene vanno forte, sono sotto il nome della scuderia Red White. Allora, una gara molto spettacolare perché in passato riesce sempre ad attirare un gran bel numero di spettatori, poi ci sono anche le tifoserie, gli austriaci su tutto, ma anche gli appassionati non mancano e che arrivano poi da zone molto distanti da Cividale. Sì, esatto, stiamo ricevendo in questi giorni innumerevoli, diciamo, messaggi che chiedono comunque delle informazioni perché c'è gente che viene veramente dappertutto, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, dappertutto, perché vuol dire che diamo nell'occhio e siamo, come c'è scritto anche dappertutto, una corsa internazionale, quindi è un buon orgoglio avere un numero di spettatori da tutta Europa soprattutto. Ecco, le previsioni perciò sono ottimali. Hai parlato un attimo fa di così un tifo che non mancherà, un tifo internazionale, ma non mancheranno però anche delle vetture che daranno veramente grande spettacolo. Anche Gianni Di Fant presenterà una news per le salite. Esatto, sarà con la nuova Porsche 991, differente dagli anni passati, è la nuova in pista del 2021 e sarà il debutto nelle salite proprio qua a Cividale. Beh, Lo porterà una bella soddisfazione per voi, anche perché sarà una gran bella novità anche in questo caso. Ma ho visto anche delle Hyundai 20 VRC, diciamo adattate. Mi sembra Duda che il pilota polacco, c'è un po' di tutto. Shagal che ritorna con la sua potentissima Golf che ha cavalli da vendere, saranno grosso modo 600, perciò tutto questo vuol dire un grande spettacolo. Sì, esattamente. Diciamo che tutti gli austriaci o comunque tutti quelli che vengono dall'Europa dell'Est, quindi anche Polonia come Duda, si fanno riconoscere per le loro macchine, per i loro, tra virgolette, mostri. Quindi sarà un grande spettacolo sul tornante di Cividale.
Ti senti di dare qualche consiglio anche al pubblico? Ovviamente non c'è solo il Green Pass, ci sono anche tante altre regole da rispettare, soprattutto in questo periodo. Assolutamente, sul percorso ci sono 6 zone pubblico che equivalgono praticamente ai nostri tornanti, in cui sono adibite solo per il pubblico. Vedranno comunque tutti quanti quando saliranno che ci saranno delle zone tra virgolette vietate al pubblico, dove abbiamo messo dei cartelli perché sono pericolose per il pubblico. Quindi consigliamo a tutti quanti di stazionare nelle zone pubblico, ovviamente rispettando la distanza di sicurezza e rispettando tutte le norme Covid che ormai ci mandiamo dietro da 2 anni. Beh, lo scorso anno, 2020, è stata l'unica competizione motoristica su 4 ruote a C-Sport che si è svolta in Friuli Venezia Giulia, però è stata un po' un esempio perché sotto l'aspetto del comportamento del pubblico è andato tutto veramente molto bene. Sì, assolutamente, siamo rimasti anche, diciamo, stupiti da questo comportamento ottimale del pubblico, perché non ce l'aspettavamo quando siamo andati a fare tutti i controlli sul percorso, erano tutti quanti a distanza, con la mascherina, rispettate tutte quante le norme Covid. E siamo, diciamo, molto contenti di questo comportamento da parte del pubblico. Zona paddock riconfermata quello dello scorso anno, ci saranno poi anche le premiazioni però ristrette ai partecipanti e addetti ai lavori. Sì, esatto, sempre nel paddock, nell'ex caserma Francescato. Purtroppo sono ancora norme dettate dalla C-Sport in cui dentro ci saranno solo piloti, meccanici e membri dell'organizzazione. Direi che però, certo, però l'importante è vedere le vetture correre, questo per il pubblico è fondamentale ed è possibile. Sì, assolutamente, una cosa, diciamo, positiva di avere questo paddock, molto positiva di avere questo paddock comunque incentrato quasi al centro di Cividale, che con la staffetta li portiamo fino in Carraria, percorrendo tutto il ponte nuovo di Cividale, comunque passando tra le abitazioni e passando tra la città, facendo vedere queste auto, questi veicoli per 2-3 chilometri fino alla partenza, quindi un po' di spettacolo si dà anche per Cividale. Perciò questo fine settimana ne abbiamo parlato con Alessandro Zamparuti della scuderia Red White. Siamo entrati ormai nel vivo della Cividale Castelmonte, grande gara come ormai ogni anno. Ovviamente vi auguro a voi un buon lavoro. Grazie mille, vi aspettiamo numerosi sul tracciato per godervi questa gara e questi bolidi. Buonasera a Max Zamparo, presidente del Motoclub di Bibione. Buonasera a tutti ragazzi, ciao. Allora Max, partiamo con quello che sarà un'altra serie di eventi per questo 2021, perché ci saranno 2 intensi weekend dedicate alle ruote tassellate sulla sabbia, ma non solo, con dei marchi prestigiosi, delle gare molto attese, perciò sarà tutto rilanciato in maniera ancora più esponenziale rispetto al 2020, che comunque è andato bene. Sì, è andato benissimo, esatto, dici giusto, è corretto. E direi che quest'anno 2021, Covid permettendo, ci sarà un ottobre con il botto a Bibione, o meglio in Piazzale Zenit. Avremo 2 weekend da paura, il primo il 16-17 trofeo KTM, Husqvarna e GasGas. Non dimentichiamo che ci sono anche questi 2 marchi perché hanno scelto la nostra location per portare la finale di tutti e 3 i marchi, cosa che ci fa onore. E non di meno, il 23 e il 24 ottobre, sempre, avremo il Triveneto Enduro. Poi, diciamo prima, la domenica del 24 il Triveneto Enduro, e la sera ormai è un appuntamento, diciamo, per gli appassionati del motocross, la Night Race Show. Focalizziamoci innanzitutto sul weekend 16-17. Parliamo di numeri, ci sarà il trofeo KTM, lo hai anticipato, Husqvarna e GasGas, 3 marchi molto importanti, ma i numeri sono da brividi come partecipazione, mi sembra, le previsioni. Sì, le previsioni sono ottime, direi un po' esagerate per il mio modo di vedere, per la nostra organizzazione, perché ci mette veramente in gioco una manifestazione dove noi non ci siamo mai trovati con
si parla di circa 450, forse barra 500 piloti, quindi non sono pochissimi. Anzi, direi che probabilmente, anzi sicuramente è un record italiano di partecipazione, se i numeri sono quelli, perché vederli soprattutto in questo ultimo periodo è un qualcosa di unico. Sì, esattamente. Ora aspetteremo Sigma e tutte le iscrizioni che ci darà l'ok per capire esattamente quante saranno, però a sentire le previsioni saremo quei numeri là. Quindi per Bibione è un successo inaudito e ci fa piacere, perché noi, oltre che a fare questa gara o queste manifestazioni, per noi Bibione è una città turistica e significa fare turismo, perché appunto oltre a lanciarci nel nostro sport dobbiamo anche fare turismo, che è una cosa importante per la nostra città. Ci sarà poi anche un'altra occasione di ospitare dei concessionari da tutta Italia con il marchio KTM, non solo, immagino, perciò Bibione in questi giorni diventa veramente il centro del mondo dell'enduro. Sì, questa è una cosa nuova, freschissima, circa un mese che è stata ufficializzata, quindi la casa madre ha deciso di invitare tutti i concessionari Husqvarna, KTM e GasGas proprio nella città di Bibione, dove avranno un meeting nazionale in occasione della manifestazione. Quindi abbiamo il top dei top, come si suol dire, meglio di così non si può chiedere. Max, parliamo del programma del 16 e del 17 di ottobre con questi marchi, proprio la gara come sarà sviluppata nelle tempistiche, nella tipologia. Ecco, allora parliamo subito, diciamo che le iscrizioni si apriranno il venerdì pomeriggio, di cui quindi 3/4 dei piloti arriveranno venerdì, sabato saranno aperte fino alle circa alle 10 del mattino e alle ore 13 si parte col primo giro. Primo giro lungo circa 45 km, arriveremo circa a Cesarolo, dove ci sarà, anzi no, facciamo un passo indietro. Prima prova speciale Sabbia, quindi Piazzale Zenit, per chi verrà a trovarci vedrà subito pronti via, si parte in Sabbia. Poi trasferimento fino a un paesino qui vicino, circa 40 km, no 40 è il giro totale. Il paese si chiama Cesarolo, Cesarolo c'è la seconda speciale e poi rientro. Il rientro, se ci saranno quei numeri, sarà circa dopo 2 ore. Quindi cosa significa? Significa che se il primo parte all'1, arriva verso le 4, 4 e mezza a terminare tutto il giro, dopodiché alle 18 si parte con la gara di motocross, dove tutti i partecipanti ai vari trofei dovranno partecipare a una manche di motocross di fronte al Piazzale Zenit, molto più corta, non lunga 4-5 km come la speciale iniziale, ma bensì ci saranno 3 giri secchi /4, adesso deciderà poi il direttore di gara, sotto le luci e i riflettori del Piazzale Zenit. Beh, direi che poi c'è anche la domenica, perché siamo arrivati solamente al sabato. No, ci siamo fermati al sabato esattamente, ma voglio dire, kermesse gigante, grande, grandiosa, quindi dall'1 fino alle 11 di sera, e poi domenica pronti via alle 8 del mattino e terminerà alle 14 circa, 14:30, e poi ci saranno le premiazioni dei vari trofei che belli da vedere e appunto emozionanti, perché loro sono molto colorati come immagine. Max, c'è da dire che dopo il successo organizzativo, perché lo scorso anno le cose, nonostante il Covid, sono andate benissimo sotto tutti gli aspetti, avete avuto perciò la promozione da parte di KTM con Roberto Rossi, che ha giudicato molto positiva questa vostra organizzazione e vi ha ancor più premiati con un gran finale, e soprattutto con altri marchi come Husqvarna e GasGas che vanno ad arricchire così il parco partenti, ma soprattutto il numero di piloti schierati assieme a quelli della KTM. Una bella soddisfazione, immagino, per voi. Sì, una soddisfazione non da poco, anche perché ci abbiamo messo un sacco di energie, e tutto il motoclub si è impegnato un sacco per fare questo, ma devo dire che si è impegnata anche l'amministrazione comunale e la città stessa di Bibione per poter ospitare questo evento, semplicemente perché
non sono solo le moto che arrivano e fanno la gara, ma bensì c'è bisogno di un chiosco, c'è bisogno di un ristorante, c'è bisogno di una pizzeria, c'è bisogno di tutto ciò che può dare una città simile a Bibione, e quindi ecco che poi la location, diciamo Piazzale Zenit, è meravigliosa, ecco perché è stato scelto da KTM un po' questa location, proprio questa città, appunto per il fatto che sabato e domenica la famiglia del pilota può passare quella mezza giornata in spiaggia, come poche volte. Siamo in un paddock dove solitamente siamo in mezzo a una campagna, a una collina o quant'altro. Questa volta siamo tutti nell'asfalto, quindi belli asciutti e puliti. Senti, 23-24, il 24 perciò confermata la gara di Triveneto Enduro col format molto simile a quello del scorso anno, però facciamo un passo indietro. Sabato 23, una gara di motocross sulla sabbia. Quale sarà il format? Perché lo scorso anno innanzitutto abbiamo visto volare un certo Lorenzo Macorito, che poi si è confermato anche il grande campione a livello mondiale, ha vinto il mondiale a squadre, il campionato italiano lo scorso fine settimana, ma andando indietro ricordo anche Guadagnini, che ha vinto assieme a Cairoli e Lupino il motocross delle nazioni, perciò lì porta bene passare per Bibione, mi sembra, per quella gara notturna. Sì, porta bene, infatti questi nomi ultimamente sono da paura. Sarebbe un onore averli anche quest'anno, ma presumo siano impegnati con mondiale e altre cose. Ben per loro, perché se li meritano, hanno dimostrato una grande professionalità e aspettiamo ancora altro, perché ci saranno delle sorprese sicuramente che ci daranno ancora. E poi non dimentichiamo, ci sarà anche l'ultima tappa di Triveneto, perciò anche lì una bella battaglia, perché i punti se li giocheranno in molti fino all'ultimo. Sì, non dimentichiamo esattamente anche questo, perché proprio poco tempo fa il motoclub Razza Piave, che aveva in programma la penultima, purtroppo ha dato forfait per dei suoi problemi organizzativi, e quindi noi passiamo all'ultima di campionato. Quindi qui si daranno gioco fuoco le polveri, come si suol dire. Spero che un sacco di quei piloti che anche non piace la sabbia, perché normalmente la sabbia purtroppo non è che abbia questa follia. È difficile, diciamo che bisogna essere portati. Tu chiaramente hai una storia come pilota sulla sabbia, però alcuni effettivamente sono in difficoltà ed è comprensibile, però anno dopo anno stanno aumentando, perché lo ricordo 2 anni fa o 3 anni fa, quando hai ripreso con il Triveneto, è stata una sorpresa anche il numero di partecipanti. Molti piloti che così non amavano particolarmente la sabbia si sono trovati a loro agio, anche perché la gara nell'insieme non aveva solo la sabbia, aveva anche la prova, diciamo, classica, perciò tutto questo ha comportato degli apprezzamenti anche per i non amanti della sabbia. Sì, esatto. Poi sai, partono già con quella che la sabbia la odiano, ma poi non si deve odiare così tanto, anche perché la speciale non è lunghissima, non è così stancante o cosa, anche perché poi ci sono pochissime curve, ragazzi, ricordatelo, ne faremo molte poche, quindi ci sono da dar gas. Grazie Max Zamparo, presidente del Motoclub di Bibione. 16-17 il primo appuntamento, ce l'ha raccontato KTM Husqvarna Gas nel grande trofeo il finale, poi la Night Race del 23, il 24 c'è il Triveneto di Enduro. Un piatto ricco a Bibione, buon lavoro Max Zamparo. Grazie a te Marco e grazie a voi per l'ascolto. Buonasera, arrivederci a tutti. Nero per poco corta.